Cari telespettatori, eccoci anche quest'oggi insieme con i nostri ospiti, ve li presento, abbiamo il piacere di avere qui in studio il sindaco di Chioggia, sindaco G20 Spiagge, quindi ambiente, Alessandro Ferro, grazie di essere qui con noi, e il presidente di Lega Ambiente Veneto, grazie anche a lei, Luigi Lazzaro. Buongiorno. Allora, mi fa particolarmente piacere avervi in studio perché è arrivato il momento di parlare in modo molto concreto, e voi siete estremamente pragmatici, di ambiente, di possibili soluzioni, di iniziative che poi congiuntamente anche ad altri siete riusciti a prendere, che avete anche come progettualità di attuare. E bisogna anche all'inizio proprio della stagione estiva delle vacanze sensibilizzare tutti anche sui più piccoli comportamenti, però che siano rispettosi dell'ambiente, dal gettare la plastichetta per terra, non fare una raccolta differenziata, idonea, o buttare fuori, ancora esiste qualcuno che butta fuori dal finestrino qualche cosa, ecco, anche la semplice cicca può essere dannosa per l'ambiente, perché ormai siamo arrivati ai livelli di guardia, e purtroppo l'ambiente è quello dove noi viviamo e ne traiamo anche le conseguenze. Allora io comincerei da lei, Lega Ambiente, in modo che inquadra un po' tutto, poi lei, signor sindaco, per quel che riguarda i comuni coinvolti, ci racconta di questo progetto, ci spiega il G20 comuni cosa vuol dire. Partiamo dalla recente iniziativa, quella che mi ha dato un po' l'idea e lo spunto, perché avevo visto i dati precedenti dopo le alluvioni, diciamo che i nostri fiumi non godevano di una salute straordinaria, ma era da immaginarselo. Voi cosa avete fatto? Sì, neanche i nostri mari, perché e di conseguenza grazie al grande apporto d'acqua, di materiali, di sedime e anche di inquinanti, abbiamo avuto per un periodo fortunatamente ristretto 44 punti monitorati da ARPAV, quindi dall'ente preposto regionale, che ci davano la non balneabilità di questi 44 punti lungo la costa. Presenti, certo, quindi con un apporto di inquinanti superiore alla norma, per cui è scattato un allarme che per fortuna è rientrato rapidamente, e diciamo noi ad oggi godiamo di situazioni critiche e non di criticità costanti nel nostro territorio, il che significa che ci sono degli aspetti di depurazione all'interno della nostra regione, certamente anche sulle coste e con i carichi turistici possono succedere delle difficoltà di gestione, ma noi abbiamo una costa che è dotata di impianti di depurazione, abbiamo una costa che è dotata di un controllo anche con, diciamo, la gestione delle acque interne, sia da parte degli organi preposti che controllano, sia da parte ad esempio dei bacini che si occupano di gestire le acque interne, per cui c'è un controllo sulle coste, e lo dimostra il G20, che è un tentativo, diciamo, dei comuni di costa di coordinarsi sulle azioni per salvare le coste, evidentemente anche dall'inquinamento, e lo dimostra un impegno concreto che abbiamo con la Goletta Verde, che è la campagna che è arrivata, diciamo, è partita da Trieste quest'anno, è arrivata pochi giorni fa anche a Caorle e poi a Chioggia, qui un doppio appuntamento per parlare dei problemi della costa, che non dipendono solo dalla costa. Questo è un po' lo spunto che abbiamo cercato di dare, cioè cerchiamo di risolvere i problemi grandi che oggi abbiamo, che sono l'inquinamento microbiologico, quindi da batteri fecali, quindi quello che ci impedisce la balneazione, che è dovuto a depurazione non sufficiente, è dovuto a scarichi inquinanti, magari scarichi non autorizzati, che ci possono essere, purtroppo ce ne sono ancora, è dovuto a una serie di, diciamo, azioni di controllo da effettuare nelle amministrazioni locali, anche risalendo le aste dei fiumi. E abbiamo quello della plastica, dei rifiuti che abbondano purtroppo nelle nostre spiagge, nelle coste, che abbondano anche nel nostro mare, magari nel Mediterraneo, che è un mare chiuso, anche l'Adriatico, non abbiamo le isole di plastica, non ci accorgiamo che c'è questa grande presenza, ma i monitoraggi che appunto con Goletta Verde portiamo cercano di dare questo messaggio ai cittadini: attenzione che la plastica ce n'è tanta e va fermata. Come arriva? Beh, anche qui arriva dai fiumi, non solo ovviamente, ma arriva molto anche dai fiumi dall'interno, e un'altra volta serve l'impegno di tutti i sindaci risalendo le aste dei fiumi. Questo è per noi un principio importante che potrà portarci, speriamo, a aiutare chi nei litorali ha messo in campo delle azioni veramente efficaci che magari il sindaco potrà raccontare. Adesso vedremo. Per spiegare ai nostri telespettatori, perché si danno dei nomi dando per presupposto che si conosca dietro le quinte, molti non lo sanno. Goletta Verde. Goletta Verde. Cos'è sostanzialmente, cosa fa e che cosa ha riscontrato in questo percorso? Goletta Verde è un'imbarcazione che va
sostanzialmente cerca di andare a vela, ma ovviamente ha diciamo, tappe serrate ogni anno, da giugno a agosto fa il periplo dell'Italia con una trentina, 20-30 tappe nelle aree costiere che vengono, diciamo, scelte in base anche alle segnalazioni dei cittadini, perché SOS Goletta ecco, è un servizio che noi offriamo al cittadino per segnalare eventuali scarichi abusivi, eventuali situazioni di degrado, eventuali mancanze di segnaletica, perché laddove le spiagge possono essere temporaneamente interdette alla balneazione, piuttosto che alle foci dei fiumi, che sono quelle che noi teniamo d'occhio in maniera proprio per le ragioni di prima, no? La responsabilità collettiva anche all'interno della regione, teniamo d'occhio che non sono balneabili, non lo sono, diciamo, per legge, sono le foci dei fiumi e i fiumi, però vanno tenuti d'occhio e va anche segnalato al cittadino, che spesso magari non lo sa, se non è segnalato si trova anche a fare il bagno. Spesso le spiagge libere sono vicino alle foci dei fiumi, questo per scelta anche degli amministratori o per necessità, quindi questo comporta grande attenzione. Infatti questo va detto, perché tanto magari uno vede anche una bella spiaggia. E Goletta Verde sostanzialmente fa questo, fa delle tappe in giro per il paese per portare dati di monitoraggi che facciamo con un nostro, diciamo, una nostra equipe scientifica che si occupa di fare dei prelievi e monitorare le acque, confutare o comunque comparare con quelli che fanno gli enti ufficiali e preposti, ovviamente con la grande differenza che i nostri sono puntuali e unici, mentre sappiamo bene che in tutte le regioni, non in tutte allo stesso modo, ma in Veneto in maniera molto efficace, ad esempio, si fa un monitoraggio costante da parte dell'ARPAV dall'inizio del periodo estivo in maniera serrata e poi anche fuori del periodo estivo, quindi da maggio a settembre, e quindi lì abbiamo dei dati che possiamo andare a verificare tutti, cosa che noi, diciamo, spingiamo a fare, ma poi facciamo un monitoraggio ad esempio sulle plastiche che troviamo, quindi un monitoraggio fatto con raccolta con una manta speciale, insomma, di plastiche e microplastiche a largo delle nostre coste, per segnalare anche lì, per monitorare, capire quante ne troviamo e segnalare quali sono le condizioni in cui versano poi i nostri territori, perché quelle plastiche che sono in mare o finiscono a fondo e danneggiano gravemente l'ecosistema marino, oppure con le mareggiate tornano a terra e danneggiano non solo l'ecosistema, anche le economie delle coste, perché poi rimuovere rifiuti ha un costo, conferirli ha un costo, e poi anche un costo ambientale, perché conferire rifiuti significa doverli gestire o mettere in discarica o bruciare o differenziare laddove possibile, ma un rifiuto che è finito in mare è anche complicato poi da differenziare. Quindi questo è lo scopo della Goletta Verde, segnalare, oltre a segnalare tutto quello che può essere abuso lungo le coste e lungo i mari, la pesca abusiva, piuttosto che piattaforme, come pare ce ne sia uno nel nostro Adriatico che sta lentamente perdendo, nel Medio Adriatico, sta lentamente perdendo petrolio nel nostro mare, non se ne parla assolutamente, non se ne parla. Stiamo cercando di mettere attenzione a questo tema, e chi dovrebbe intervenire? Perché oggi si parla di mare per la ragione sbagliata, ecco, secondo noi si dovrebbe parlare di mare per questi problemi, perché abbiamo un mare da salvare e il mare comincia dal nostro impegno, comincia da noi, comincia dagli amministratori, e serve, diciamo, dedicare molta più attenzione localmente a queste questioni. Perfetto. Quando si parla Voi di mare. trovate l'anomalia della situazione, siete andati per esempio alle foce del Bre dell'Adige, Rosolina Mare nella fattispecie, avete trovato queste anomalie, giusto? Che non avevate trovato in altre località, perché siete partiti da Trieste, se non abbiamo sbaglio, fatto 11, per quanto riguarda il Veneto, siamo partiti da Trieste, poi il viaggio prosegue. Per quanto riguarda il Veneto abbiamo fatto 11 punti di campionamento lungo la costa veneta, principalmente alle foci dei fiumi che si affacciano sull'Adriatico, sull'Alto Adriatico, e anche in alcuni punti, diciamo, anche di spiaggia, che sono quelli che vengono dalle segnalazioni dei cittadini che magari hanno visto qualcosa che non andava. Di questi 11 punti, quello che è risultato fuori dai parametri di legge per la balneazione, pur essendo una foce, quindi ripeto, non si può fare il bagno, però cosa significa? È un allarme, significa che c'è un problema di depurazione. Noi abbiamo riscontrato questa anomalia. E l'avete segnalata a chi? All'ARPAV? La segnaliamo all'ARPAV evidentemente, e la segnaliamo in generale, diciamo, alla popolazione. Cosa vuol dire segnalare questa anomalia? Non vuol dire che il mare non è balneabile o che a Rosolina Mare non si può fare il bagno. Vuol dire tendere la mano agli amministratori del territorio, lo dico perché magari a Rosolina qualcuno ha pensato che potesse arrecare un danno sentirsi dire una cosa del genere. Noi pensiamo sia il contrario, pensiamo sia invece tendere la mano agli amministratori che hanno una costa che è monitorata e che quindi ha le bandiere blu piuttosto che i riconoscimenti che devono avere, che altri danno, insomma, che non competono alla Lega Ambiente, ha i controlli ufficiali che dicono che l'acqua è buona, ma ha anche
sia un organo ufficiale, sia un organo come un'associazione, diciamo, no, che sta a parte rispetto alle istituzioni, cerca di dare una mano, che dice attenzione, c'è una criticità che per quanto riguarda Rosolina, ad esempio, non è risolta. Non abbiamo riscontrata lo scorso anno né quello precedente, ma nei 3 anni precedenti di nuovo trovammo sempre un punto inquinato. Significa che c'è uno scarico forse abusivo, forse un impianto di depurazione che non funziona, forse uno scarico temporaneo, perché esistono anche gli scarichi temporanei che non sono censiti, verificati, e quindi lanciamo l'allarme all'amministrazione perché cerchi di risolvere anche quel problema dopo aver risolto, diciamo, tutti gli altri, perché il resto della spiaggia è balneabile. E là dopo passiamo alle amministrazioni. Solo per sapere, prima di andare in pubblicità, Friuli Venezia Giulia ci sono state delle anomalie? Anche in Friuli, adesso non ricordo sinceramente a memoria quante e dove, ma ci sono state, se non sbaglio, un'anomalia. So in Emilia Romagna mi sembra di aver capito nemmeno una. Ecco, diciamo che le condizioni del nostro mare, fortunatamente dal punto di vista, diciamo, della balneazione, sono ben gestite le nostre coste. Perfetto, questo è un dato di fatto. Abbastanza consolante. Il tema sono le plastiche, torno a dire. Adesso arriveremo anche alle plastiche. Adesso andiamo in pubblicità qualche secondo, ritorniamo insieme, passo la parola anche al sindaco perché ci racconterà questo G20S spiagge, cosa vuol dire, e ci riallacciamo poi agli interventi che devono fare le amministrazioni, come, in che termini, e poi parleremo anche delle plastiche, ai noi, tra poco.